Della firma di questo protocollo che significa che tutto il sistema turistico ricettivo del Veneto utilizzerà i prodotti agroalimentari del Veneto nelle proprie strutture, quindi un connubio molto forte tra i prodotti di altissima qualità del Veneto all'interno delle strutture ricettive. Un aiuto che il sistema turistico darà al sistema agroalimentare non solamente per la qualità dei prodotti ma anche per la possibilità di vendere questi prodotti nel sistema ricettivo del Veneto turistico, che ricordo è la prima macchina economica del Veneto con 12 miliardi di volume d'affari all'anno, quindi stiamo parlando di oltre 60 milioni di presenze all'anno che utilizzeranno i prodotti del Veneto e riconosceranno nei prodotti del Veneto anche la storia, la cultura e la tradizione delle nostre qualità. Il consumatore come riconoscerà queste strutture certificate? Il marchio della Regione Veneto tra la terra e il cielo sarà a disposizione di quelle strutture che vorranno aderire a questo protocollo. Verrà consegnato loro anche un vetro di Murano con il simbolo della Regione Veneto che identifica esattamente che quella struttura ricettiva ha i prodotti, consuma i prodotti del Veneto all'interno della sua mensa. È indispensabile perché il numero dei prodotti, il numero dei produttori agroalimentari del Veneto di altissima qualità sono moltissimi, è difficile metterli in rete, è difficile che possano promuovere loro stessi un loro singolo prodotto. Mettere tutti questi prodotti all'interno di un unico grande simbolo dà la possibilità anche alla Regione Veneto e a loro stessi di promuovere le loro produzioni di altissima qualità in tutti i settori, non solamente a livello veneto ma a livello nazionale e anche internazionale. C'è un problema, è quello di sfondare presso la grande distribuzione. Anche tempo fa l'assessore Donazzano aveva presentato un marchio che però è quasi impossibile trovare in realtà questi prodotti. In effetti io credo che il dialogo con la grande distribuzione non lo può fare semplicemente il singolo produttore che si presenta davanti a dei colossi a dialogare. Io credo che la Regione Veneto, che rappresenta 5 miliardi di volume in termini di agroalimentare, possa dialogare lei stessa per conto dei propri produttori con la grande distribuzione, quindi acquisendo quegli spazi o comunque con quegli accordi che possano permettere ai prodotti del Veneto di intervenire nella grande distribuzione ed essere riconosciuti.